Signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti. Un saluto vi giunge direttamente dalla Pala Kilgur di Ariccia. Finalmente dopo 4 mesi si riparte. Oggi in campo Cioli contro Trilem Casavatore, prima partita della Girone F della Serie B di calcio a 5. In corso il saluto reciproco fra allenatori, dirigenti e squadre, quasi tutto pronto per l'inizio del match. Ecco il fischio del direttore di gara, la partita comincia ufficialmente. Duarte dalla bandierina, il pallone che passa, Cioli! Un gol meraviglioso di Andrea Cioli, la sblocca la squadra di casa ad appena 2 minuti dall'inizio del match, il gol che porta la firma di Andrea Cioli. Tuttavia guadagna così un corner battuto dalle parti di Ruggero, che si coordina alla grande e allo stesso modo di Cioli va a segnare il gol del pareggio. Dopo 2 minuti e 30 la partita torna in parità, 1-1 il gol di Mattia Ruggero. Può andare il numero 17 direttamente in porta, Gallo! Ed il mancino che si infila all'angolino, se non ho visto male anche dopo una deviazione, forse l'ultima decisiva, quella di Andrea Cioli. Passa in vantaggio al quinto di gioco la squadra ospite, il gol di Walter Gallo. Per lui l'anno scorso, ovviamente l'auspicio è che possa ripetersi anche quest'anno, magari a partire da ora. Intanto la conclusione di Popa si oppone a sinistra, Marino batte verso Iannucci, ancora Marino, lascia passare, grande schema, la conclusione larga. Intanto attenzione a Piaschi che deve uscire fuori dalla propria area di rigore per sventare l'insidia, quindi Cioli, il pallone proprio per Besci, arriva proprio lui, proprio Duarte a chiuderla sul secondo palo, ad approfittare della deviazione e a depositare in rete. Torna in equilibrio il match al 10° minuto del primo tempo, la firma è quella di Duarte, se lo trova solo all'indietro, solo su Cioli, quindi Trimarchi, stessa situazione di Pires, ci spica un po' con la sfera fra i piedi, poi azione che prosegue, una serie di rimpalli, ma con gran tenacia Servan ci crede, alla fine va a scaraventare il pallone oltre le spalle di De Gennaro, arriva così il 3-2 del Cioli Ariccia al 14° di gioco. Il gol è quello di Servan. Quindi Gallo prova a mettere dentro, Piatti reattivo ed attento. Intanto attenzione al fischio del direttore di gara, che probabilmente rincorsa di Pezzella contro Tomaino. Ecco il fischio del direttore di gara, la rincorsa e Tomaino riesce ad opporsi. Gioco che prosegue con il pallone verso Ruggero, Avallone, suggerimento sulla destra, subito Trimarchi ad accorciare Orefice, che riesce ad andare via bene. Orefice sull'uscita di Piatti, la mette dentro ed Avallone va ad insaccare dentro la porta, 3-3. Marcatore Trimarchi, poi una volta guadagnato lo spazio sufficiente nei pressi dell'area di rigore ha messo dentro il pallone, dove Avallone era ben appostato proprio ad attendere il suggerimento, tagliato fuori Piatti. Tanto subito la conclusione dall'altra parte con la deviazione ed il gol di Popa. Arrivano qui 2 fischi del direttore di gara sulla traversa colpita da Popa. Primo tempo che dice Ariccia 4, Trilem Casavatore 3, direttore di gara che manda tutti a riposo. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, con Casci già pronto sulla sfera. Si attende il fischio d'apertura che non tarda ad arrivare. Il secondo tempo inizia ora in favore della Trilem. Dalla bandierina pronto Spezzalegna, che va fuori da Avallone, in qualche modo riesce a raggiungere il pallone, poi si coordina alla grande, ma è provvidenziale la deviazione per far sì che il pallone si insacchi. 4 pari al 10° della ripresa, torna in equilibrio il match, il gol porta la firma di Avallone.
ai 9:32 al termine del match, chiamato in causa De Gennaro con Popa che lo pressa! È incredibile, arriva il gol del 5-4 del Cioli Riccia proprio così su errore madornale di De Gennaro. Popa ci ha creduto, Popa gliel'ha tolta dai piedi, Popa è andato a metterla dentro. Rimessa che si può battere, si avvicina a Refice, spalla la porta, la perde, poi trincia con vigore, va ad allontanare. Allora De Gennaro ha postato Ruggero, riesce a fare la sponda dalle parti di Orefice, pallone che passa per Avallone, arriva a Russo, sbagliato il suggerimento, ottimo dall'altra parte l'anticipo di Duarte che serve Pires, dentro! Grande intervento in uscita, ci mette la manona De Gennaro. Adesso sì che schiera il portiere di movimento, la squadra ospite, intanto il pallone dentro, gran giocata di Ruggero con Orefice che si fa trovare lì, pronto a chiuderla sul secondo palo, arriva il gol del 5 pari a 210 secondi dal termine della partita, il risultato torna in equilibrio per cercare di portare a casa i primi 3 punti della stagione. Popa batte direttamente per Cioli che si ancora lui, ancora Andrea Cioli, una sassata micidiale, nulla da fare per De Gennaro e 6-5 per la Cioli Riccia. La Cioli, il pallone per Marino che la tiene lì e non c'è più tempo. Arriva la chiusa a tutti da parte del direttore di gara, è buona la prima per la Cioli Riccia che va ad imporsi su Trilem Casalmatore con risultato finale di 6-5. E allora siamo qui con Andrea Cioli, autore del primo e dell'ultimo gol del match, senz'altro da attribuire quindi a lui il merito di aver guadagnato i primi 3 punti. Allora Andrea, la prima cosa che ti voglio chiedere è un commento a caldo sia sull'emozione di aver contribuito attivamente alla vittoria, sia appunto per i primi 3 punti stagionali. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, viste le molte assenze dovute agli ultimi episodi dello scorso anno. Abbiamo 3 punti di penalizzazione, sono stati tolti, adesso inizia il nuovo campionato, ripartiamo e contento per i gol personali, ma l'importante è che era portare 3 punti a casa e posso dire che la partita la dedichiamo ai 3 ragazzi che stanno in tribuna che non hanno voluto far parte della partita. Semplice contro una squadra che non conoscevate, con anche tante assenze e tanti ragazzi che sono partiti nella sessione di mercato estivo. Voglio chiederti, con la nuova squadra, con i nuovi interpreti, c'è già sintonia, vi trovate bene? Sono già 2 mesi che lavoriamo tutti i giorni costantemente, la sintonia sta arrivando, arriverà, ma l'importante è che ci sia un'atmosfera fantastica all'interno del gruppo e penso che si veda anche all'interno del campo come facciamo vedere. Abbiamo pagato le nuove assenze, le molte assenze, è una squadra comunque sia che si sta conoscendo, infatti molti ragazzi salgono dall'Under 19 e quindi la squadra ancora non è ruotata perfettamente, abbiamo un carico, stiamo smaltendo ancora il carico così della preparazione, ma vedrete che col tempo a breve diremo la nostra, insomma, anche a livello del gioco espresso riusciremo a prenderla. E allora sicuramente la Cioli Riccia rimane una squadra con grandi margini di crescita. Noi ringraziamo il suo capitano, ringraziamo Andrea Cioli al quale rinnoviamo i nostri complimenti. Grazie Andrea, ciao.